niente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. I'm in no hurry, I can take my time, oh man. I'm going red and my tongue's getting tired. Tongue's getting tired. I'm up my head and my mouth getting dry. My little cha-cha-cha, oh man. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. I feel strong that I can't disguise, oh man. Let's spend the night together, but I just can't apologize, oh no. Let's spend the night together. Don't hang me off and let me down. Don't let me down. We could have fun just going around and round and round and oh my my. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. You know I'm smiling, baby. You did some guiding, baby. I'm just deciding, baby, now I need you more than ever. Let's spend the night together. Let's spend the night together now. Oh, my, this doesn't happen to me every day, oh man. Let's spend the night together. No excuses of it anyway, oh man. Let's spend the night together. I'll satisfy your every need. Your every need. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1068 di oggi, giovedì 30 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molta altra bella robina ancora. Quindi radiolibertà.net is the place to be. Le coordinate a cui incrociamo con questo nostro bastimento 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 per il telefono quando lo dirò io. Adesso però, siccome si sono fatte le 18, 16 minuti e 50 secondi, la creanza ci impone di augurare buon lavoro alla nostra Natalia e, se gradisce, di mandare in onda, ebbene sia, ancora una volta lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, con il suo diritto e rovescio. Vai pure Natalia.
L'Argentina, raddoppiando i voti a Milei, ha svoltato, lasciandosi alle spalle un populismo autoritario di sinistra durato 80 anni e che aveva trasformato un paese paradiso terrestre in uno dei paesi più poveri del mondo. Non a caso, fra le due guerre mondiali, i due paesi più ricchi al mondo che hanno attratto più immigrati sono stati appunto gli Stati Uniti e l'Argentina. Quest'ultimo, l'Argentina, è un paese immenso, con piogge diffuse, grandi pianure, poco popolato, dove ad esempio il bestiame cresce da solo. Ma la gestione sindacal populistica di tipo peronista, dove, per fare un esempio, il reddito di cittadinanza era di fatto la norma, assieme all'eccesso di dipendenti pubblici, tra l'altro male utilizzati, hanno distrutto il paese. La banca centrale, ad esempio, veniva concepita dal governo come una sorta di bancomat che stampava moneta per poter mantenere gli argentini al di sopra dei loro mezzi. Ma operando in questo modo si spingeva l'inflazione anche al di sopra del 200%. Con questo voto la festa sembra finita. Infatti i titoli argentini a Wall Street in un sol giorno sono saliti fino al 47%, ma i tagli della spesa pubblica vanno fatti, speriamo bene. È vero, come diceva Pierluigi Magnaschi, tra le due guerre mondiali l'immigrazione principale è stata verso l'America del Nord, che era America in dialetto, gli Stati Uniti d'America, e verso quella che per distinzione si chiamava America di Paglietti, per intendere proprio l'Argentina, l'America delle pagliette, perché nell'America delle pagliette, cioè in Argentina, sì, chiama pure Natalia, dicevamo, in Argentina simbolo del successo era potersi mettere il cappello di paglia, la paglietta appunto, e da questo veniva chiamata America di Paglietti. Poi ricordo che una ventina d'anni fa, 20-25 anni fa, in una delle crisi più drammatiche, credo, dell'economia argentina, abbiamo visto la gente rubarsi la carne per strada, per cui ben venga Milei, ben venga la sua motosega e ben venga il fatto che nel cono sud, nell'America Latina, dove c'è questo populismo di Lula, dove c'è il chavismo che ha distrutto un paese florido come il Venezuela, un altro posto dove si emigrava in massa, specialmente dal sud Italia dopo la guerra, è stato il Venezuela, un posto che era ricchissimo e dove adesso c'è la miseria più nera. Comunque faremo uno speciale dedicato al Venezuela nei prossimi giorni, vi anticipo. Ma adesso è il momento del Qui Parlamento. Andiamo pure con la sigla. Qui Parlamento. E allora io do il buonasera e il bentornato al senatore Manfredi Potenti. Senatore, allora... Buonasera a voi tutti. La sento, credo con ragione, contento, perché stiamo per parlare di riforma della giustizia. Direi che stasera questo governo ha scritto una pagina importante di storia politica di questo paese, o no? Sì, una grande pagina, devo dire, attesa da molti anni, non pacificamente obiettivo raggiungibile per le forti opposizioni che abbiamo avuto nel corso anche di questi anni. Devo dire, insomma, abbiamo testimoni eccellenti di quanto sia stata acerrima questa, chiamiamola, guerra di resistenza al cambiamento, ma come ho detto oggi in aula, la storia era già tracciata, siamo davanti alla necessità di completare una transizione da un processo inquisitorio che vedeva al centro lo Stato e soggetto a processo non tanto un cittadino quanto un suddito che veniva rimproverato di aver, diciamo, sostanzialmente fatto una lesa maestà, non tanto ad aver violato una norma o un precetto dei valori. Diciamo, era un processo in cui, ho detto oggi in aula, se i più ricordano, quando si entrava nell'aula c'era un grande tavolo rialzato a cui sedevano tutti quelli che sono gli attori del processo, avvocato difensore escluso, cioè il pubblico ministero sedeva accanto al giudice. Sì. Dopo la riforma Vassalli ovviamente tutto ciò cambia,
dai primi anni 90 ovviamente entra diciamo in vigore la nuova diciamo struttura processuale accusatoria. Il pubblico ministero non siede più accanto al giudice, diventa sostanzialmente colui che occupa un posto accanto all'avvocato, non è in senso stretto una parte identica all'avvocato difensore, ma diventa una parte che in qualche modo ha una funzione di sostenere l'accusa e davanti a un giudice che raccoglie le prove e quindi giudica. Questo perché è sostanzialmente l'emblema di una trasformazione che ha reso necessario cambiare la professionalità, l'immagine, proprio anche la struttura che governa la magistratura. Oggi c'è un unico CSM, un organo di autogoverno che funge anche da strumento arbitro, cioè dirime e censura quelli che sono comportamenti di tutti i magistrati, inquirenti e giudicanti. Quindi noi che cosa facciamo? Creiamo anzitutto 2 organi di autogoverno, un CSM per i pubblici ministeri, un CSM per i giudici. Ma non solo, creiamo una terza e più importante diciamo struttura istituzionale che è un'alta corte che avrà la funzione di giudicare. Quindi non si tratterà più di un unico organo di autodichia che diciamo assomma a sé le funzioni di diciamo gestione amministrativa della giustizia e anche di censore, ma ci sarà un ulteriore organo che svolgerà in maniera indipendente dai 2 poteri sostanzialmente questa funzione. È un cambio di prospettiva perché ci sono stati dei fatti, raccontavo oggi in aula come il famoso scandalo Palamara, da cui abbiamo appreso come i poteri giudiziari siano soggetti ad attenzioni molto particolari di poteri forti, che ovviamente sono il contatto tra la magistratura e la politica, e che senza un sorteggio, ecco l'altra novità, il sorteggio, coloro che faranno parte come componenti togati di questa e non solo, di questa struttura di autogoverno saranno sorteggiati, cioè non ci sarà più la possibilità, come è avvenuto oggi, che determinati soggetti siano in maniera, chiamiamola antecedente, alla loro elezione, individuati previamente, scelti e votati per andare a in qualche modo costruire un sistema di clientele che fino ad oggi ha sostanzialmente gravato la magistratura, danneggiando l'immagine agli occhi dei cittadini e creato il convincimento che tutta la magistratura sia in qualche maniera condizionata e deviata. Io ho anche detto, ci sono molti magistrati che lavorano nel silenzio, che magari non tirano fuori la testa dall'ufficio e che hanno tutto il diritto di sentirsi indipendenti, liberi dall'immagine data da pochi che invece purtroppo hanno condizionato e continuano a condizionare scelte anche importanti. Ora non voglio entrare in quella che è purtroppo l'ultima decisione insomma, della Corte dei Conti sul ponte di Messina, ma è evidente che non possiamo neppure continuare a supportare dei conflitti fra organi seppur indipendenti e autonomi tra di loro dello Stato che portano diciamo anche un danno di immagine generale e di detrimento insomma alla nazione. Quindi ecco, il ragionamento è che si tratta veramente di completare una rivoluzione copernicana che ha visto il passaggio da un processo che deriva dal Medioevo, il processo inquisitorio ha diciamo una radice di natura medievale, è passato attraverso tutte le dittature, i regni. Io oggi ho parlato diciamo del suddito al posto dell'imputato, perché effettivamente diciamo quello che era il rimprovero che il processo accusatorio faceva al cittadino non era tanto di aver magari rotto la finestra del proprio vicino, ma di avere in qualche modo disubbidito a un ordine precostituito generale che vede lo Stato avanti a tutto e che in qualche modo tocca la maestà del, chiamiamolo, sovrano di turno, può essere insomma un presidente del Consiglio, il re o un dittatore, ma ecco il supposto è stato quello. Oggi i 5 Stelle hanno fatto un casino, scusate la parola, lo dico in toscano, cioè un casino del diavolo in aula,
Evidentemente il senatore Scarpinato, un vecchio magistrato, ha avuto un ruolo importantissimo in magistratura, si è fatto portavoce di coloro i quali questo cambiamento non accettano, per tradizione, per abitudine, per non lo so per cosa, chiaramente per interesse di avere e continuare a mantenere forse una posizione di privilegio, ma purtroppo chi serve lo Stato non si può far forte di posizioni di privilegio, deve pensare al bene dei cittadini, alla integrità dello Stato, della Repubblica, deve servire in maniera onorabile e illibata le istituzioni, quindi noi dobbiamo trasformare un servizio che torni a essere dignitoso, rispettato dai cittadini, che torni a essere un punto di riferimento come lo sono le forze dell'ordine, come lo sono i vigili del fuoco, come lo sono tante istituzioni italiane, perché noi quello abbiamo bisogno di avere. Senatore, le faccio una domanda un po' provocatoria. Piero Calamandrei, che mi viene difficile definire un fascista, diceva una cosa a proposito della procedura civile e penale. Diceva che il cittadino, quando entra nel tempio della giustizia, che è il tribunale, si deve sentire soggiogato dal rito della giustizia. Secondo lei ha ancora senso una visione del genere? Questa riforma può restituire il rispetto verso quel sacro rito, appunto, della giustizia, oppure è un nuovo rapporto che nasce? Ma guardi, è un nuovo rapporto che nasce, qui insomma c'è tutto il leghismo che è in noi, cioè noi crediamo in un cittadino che si autodetermina, non in un cittadino che deve essere spaventato per obbedire. Questa è la grande differenza, insomma, che contraddistingue la Lega da tutto il resto delle realtà politiche. Noi non abbiamo bisogno di costruire un mausoleo come quei grandi edifici bellissimi, peraltro insomma di epoca del ventennio o anche precedenti, come la Corte di Cassazione, che intimoriscono il cittadino e lo fanno sentire una nullità quando entra, perché vede queste colonne enormi. Cioè, oggi il cittadino è maturo, è edotto, ha metabolizzato quelle che sono insomma principi costituzionali, ha metabolizzato il fatto di far parte di una comunità, esiste uno Stato e un luogo geografico che egli identifica come il proprio territorio, la propria casa, la propria comunità, la propria identità. Non c'è più bisogno di andare a intimorirlo per farlo obbedire. Questa è la differenza, cioè siamo arrivati a un processo accusatorio con delle garanzie importanti, c'è la presunzione di innocenza, ci sono, perché evidentemente man mano che si va avanti maturano quei principi, quei sostanzialmente insomma quegli elementi che permettono di si dice quando si fece l'Italia, fatta l'Italia si devono fare gli italiani. Noi speriamo di fare tanti cittadini che credono anche nelle identità territoriali, nel federalismo, in quelli che sono principi di vicinanza e di prossimità. Non per nulla ora stiamo lavorando anche sulla geografia giudiziaria, perché per noi insomma sono elementi irrinunciabili. Però certamente quello che diceva il grande giurista è ormai superato dal fatto che non esiste più quel processo che egli aveva ovviamente conosciuto e che quindi insomma non rende più necessario doversi sentire intimorito, ma nemmeno, ovviamente orgoglioso di andare a processo. Uno deve sentirsi tranquillo, è una cosa diversa, deve avere la contezza di trovare davanti a sé delle persone integerrime in grado di giudicare in maniera irreprensibile, in maniera imparziale e in maniera tecnicamente seria, e questo la valorizzazione dell'elemento professionale è quello che contraddistingue la riforma della separazione delle carriere. Diamo delle strade diverse a due figure che hanno funzioni diverse e che quindi dovranno rendere giustizia in qualche maniera efficienze puntuale, condividendo dei valori che hanno iniziato a far parte da diversi anni della loro storia processuale. Questo credo sia il motivo per cui noi siamo convinti che questa sia una riforma certamente epocale, ma che scrive semplicemente la fine di una transizione che è durata tanti anni, ma che poi seguiranno tante altre riforme. Oggi si è parlato della responsabilità civile dei magistrati, abbiamo parlato di tanti altri temi che la Lega aveva portato anche a referendum nel 2022 e che non abbiamo avuto paura di sottoporre a giudizio dei cittadini, così come succederà con il
quinto sì, ci sono stati 4 sì parlamentari, quindi 2 per ogni Camera, ci sarà un quinto sì, sarà confermativo da parte dei cittadini italiani di questa grande riforma. Eccellente, allora senatore, grazie, buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Tua pubblicità. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, che dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala. Un luogo in cui affrontiamo argomenti vari e variegati, a volte legati tra loro, altre volte no. È una piccola comfort zone dove possiamo confrontarci e discutere a ruota libera. Oggi voglio parlare di un pensiero molto potente, una frase che a prima vista sembra semplice, ma che in realtà nasconde una vera e propria mappa per la trasformazione personale. E poi la colleghiamo a un tema che riguarda tutti, il disagio del migliorarsi, e un'idea che può fare anche un po' paura, cioè il fatto che non ci si riposa mai davvero dalla vita. La frase è questa: il pensiero condiziona l'azione determina il comportamento ripetuto, cioè l'abitudine, struttura il carattere, e il carattere determina il destino. Spesso la si attribuisce ad Aristotele, è così che l'ho trovata, tra l'altro da vari post presenti sui social. Ma l'ha davvero scritta lui? E soprattutto, che cosa significa nel profondo? Partiamo da qui. Molte citazioni che circolano online, magari appunto in un post motivazionale o in un libro di crescita personale, vengono attribuite a filosofi come Aristotele, ma non sempre in modo abbastanza preciso. Tuttavia è vero che Aristotele ha dato, vita a pensieri simili, dicendo che appunto gli uomini acquisiscono una qualità particolare continuando ad agire in un certo modo. E in un certo senso, quindi, il carattere nasce davvero dall'abitudine. La catena pensiero, azione, abitudine, carattere, destino è una sintesi moderna derivata da questo e da altri pensieri sulla crescita personale e sull'autenticità. Ma proviamo a capirla passo dopo passo. Il pensiero condiziona l'azione. Il modo in cui pensiamo prepara ciò che facciamo. Se mi dico non sono capace, difficilmente tenterò, ma se penso posso farlo, posso imparare, allora molto probabilmente agirò.
L'azione determina il comportamento. Un'azione isolata può sembrare poca cosa, ma se la ripetiamo nel tempo, quella singola azione inizia a costruire un modello, diventa appunto un comportamento. Il comportamento ripetuto diventa a sua volta abitudine e l'abitudine è la vera forza di cambiamento della natura umana. È ciò che facciamo senza pensarci nel bene e nel male. L'abitudine quindi struttura il carattere, chi siamo nel profondo, non è definito da ciò che facciamo una volta, ma da ciò che scegliamo di fare ogni giorno, quotidianamente. E infine, il carattere determina il destino, non nel senso di una vera e propria predestinazione, ma nel senso che le nostre abitudini e il nostro modo di fare, di essere, tracciano una direzione alla nostra vita. Ora facciamo degli esempi pratici. Immaginiamo di iscriverci in palestra. All'inizio ci sentiamo deboli, goffi e anche un po' ridicoli. Sentiamo la fatica, i muscoli tremano, però agiamo, facciamo appunto azione. Torniamo una seconda volta, una terza volta. Dopo un po' il corpo stesso inizia a cambiare e non solo il corpo, ma anche la nostra mente. Cominciamo a pensare: sono una persona che non molla, una persona diligente, che riesce a sostenere quell'allenamento, quel sacrificio. E quella convinzione diventa carattere. Se non mollo qui, allora non mollo anche nel resto. Ora pensiamo a un'altra scena, a noi che in qualche modo cominciamo ad essere abitudinari sulla lettura. Andiamo in biblioteca, decidiamo di leggere di più, apriamo un libro difficile, ci sentiamo stupidi nel farlo, molto spesso le parole ci sfuggono, i concetti, ma torniamo, leggiamo ancora di più, miglioriamo il nostro lessico, miglioriamo le nostre impressioni, i nostri pensieri, studiamo quello che non capiamo e a poco, appunto, comprendiamo, ci accorgiamo che dentro di noi sta nascendo un'altra versione di noi stessi, una persona che cerca, curiosa, che si impegna, che pensa, che sviluppa pensiero critico e anche qui il carattere, costruito nell'abitudine, comincia a cambiare il nostro destino, perché appunto è un destino di ricerca e di consapevolezza. Il punto quindi è sempre lo stesso, bisogna attraversare il disagio per migliorarsi, non si cresce restando comodi, si cresce nella fatica, nella confusione, si cresce nel processo e questo ci porta a un'idea conclusiva, appunto non ci si riposa mai dalla vita e nella vita. Cioè, questo non significa che dobbiamo sempre correre, significa che la vita stessa è un flusso continuo, che ci mette continuamente alla prova e che forgia il nostro carattere, ma per forgiarlo noi stessi facciamo diventare quelle cose abitudine o comportamento. Non si può dire ok, ho finito di crescere, anche quando ci si ferma, quando ci si riposa davvero, la mente deve continuare a scegliere, a formarsi, a pensare. Ogni pensiero prepara la prossima azione, ogni azione prepara la prossima abitudine. La vita è un continuo movimento da questo punto di vista e se ci si ferma troppo a lungo, quel movimento viene perso. Nella pratica possiamo dire che ogni mattina possiamo scegliere un nostro pensiero guida e chiederci anche continuamente quale pensiero voglio che orienti le mie azioni oggi. Dal pensiero al comportamento, abbiamo detto, e all'abitudine, quindi possiamo ogni tanto riflettere e domandarci che tipo di persona sto diventando con le abitudini che sto costruendo. D'altra parte questa catena pensiero, azione, abitudine, carattere, destino non è sicuramente una formula magica, ha degli alti e bassi e anche delle battute d'arresto. Bene, voglio sapere che cosa ne pensate. Spero che questa puntata vi abbia interessato. Grazie per avermi ascoltato oggi. Lasciate un commento, un pensiero, appunto, un'idea anche per le prossime. Intanto io vi saluto e vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 18:41 minuti e 15 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la nostra Gabriella Ronza che ogni giovedì con la sua rubrica ci parla del mondo dell'anima, ma adesso è giunto il momento del primo faccia a faccia. Torna da noi la professoressa Anna Bono, africanista di valore, che commenta un fatto. All'Università Magna Grecia di Catanzaro, università statale, è stato inaugurato uno spazio di preghiera islamico. La professoressa ha molto da dire, come ha molto da dire anche su altre due cose. Un documento dell'Arcidiocesi di Milano che ha deciso
la presenza negli oratori di animatori musulmani, visto che ormai molte famiglie islamiche lasciano i loro bambini negli oratori cristiani, e già che ci siamo anche un'inquietante pratica in Tanzania dove gli albini vengono mutilati per farne niente meno che dei portafortuna. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia, per favore. La mia gradita ospite di questa sera è un gradito ritorno, la professoressa Anna Bono, che è una contributor di punta della Nuova Bussola Quotidiana, ma che soprattutto è un'africanista di valore ed è anche vissuta per 12 anni in Africa. Diciamo che lei ce l'ha ancora il mal d'Africa. Di Africa parleremo nel prosieguo di questa nostra conversazione. Io però vorrei partire da un pezzo che è stato pubblicato stamattina a pagina 14 della Verità, a firma della collega Eleonora Paone. Adesso in università arriva la prima moschea per gli studenti. L'iniziativa all'Università Magna Grecia, per la precisione all'interno del Policlinico dell'Università Magna Grecia a Catanzaro, è stato inaugurato il primo spazio per il culto islamico in un ateneo pubblico italiano. Un luogo, spiegano dal rettorato, di raccoglimento e dialogo, ma che ha subito scatenato una polemica destinata ad andare ben oltre i confini calabresi. Ora, siccome uno dei due interlocutori, cioè io, in questa conversazione è calabrese, da un lato trovo un po', diciamo così, paradossale che in una terra nella quale la carne di porco è praticamente alimento nazionale, utilizzato in tutte le sue forme, si vada a fare una moschea per giunta nell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Ma al di là della battuta, osservo un fatto. Quando Benedetto XVI osò essere invitato alla Sapienza, ci fu una levata di scudi con firme di vari professori, tra cui anche il Nobel Parisi, che guai perché il Papa, l'università è laica, l'istruzione è laica e così via. Qui invece siamo direttamente, lo possiamo dire, alla sottomissione? E allora io vorrei capire, qui la laicità è solo purché non parlino i preti. Com'è sta storia? Professoressa, senta, lei che impressione ne ritrae? Prima di tutto, buongiorno, grazie Ben dell'invito, trovata. sono contenta di essere di nuovo con voi. Che cosa penso di questa iniziativa? Che se l'idea fosse stata di offrire agli studenti dell'Ateneo uno spazio in cui pregare, si poteva al limite capire. Uno spazio in cui pregare tenendo conto che i musulmani osservanti, non è che siano tutti così osservanti da farlo, ma i musulmani osservanti devono pregare 5 volte al giorno. Fa parte degli obblighi imprescindibili di un buon musulmano. E quindi mettere a disposizione uno spazio dove pregare poteva anche essere comprensibile, accettabile, una specie di credo che si tratti tra l'altro di uno spazio piccolino, così diceva il rettore, e al momento non utilizzato. A parte il fatto che se al momento non era utilizzato, comunque destinarlo a una finalità, a uno scopo che non è quello di un ateneo, già potrebbe essere discutibile. Ma il fatto è che si è strafatto, si è esagerato, perché questo spazio in realtà non lo chiamano moschea, ma nei fatti, nella funzione equivale a una moschea, perché non solo gli studenti e anche altre persone possono andare a pregare nelle ore stabilite lì, ma il venerdì, che è il giorno festivo, il giorno santo dei musulmani, lì un imam e il presidente di un'associazione si recheranno per celebrare le funzioni del venerdì, l'equivalente del sermone, del nostro sermone o della nostra predica, cioè il discorso che l'imam fa, e poi l'invito alla preghiera. Non solo, nei giorni di festa principali dell'Islam, lì, anche questi lì si potranno celebrare. Quindi, ripeto, e lo sottolineo, non si tratta di aver offerto generosamente, gentilmente uno spazio dove dei ragazzi possono andare a pregare tranquillamente
in silenzio e in riservatezza. Si tratta di un centro di culto islamico. E questo, i miei interrogativi sono: primo, davvero c'è bisogno a Catanzaro di una moschea? In sostanza sono sicura che ce ne sono di moschee dove il venerdì gli islamici si possono riunire, compresi gli studenti dell'Ateneo, dove nei giorni durante le feste principali si possono riunire, inclusi gli studenti dell'Ateneo. La seconda mia considerazione è che il rettore e chi altri si è occupato di questa iniziativa è possibile che non sappia che per i musulmani dove si istituisce un centro di culto, quel locale, quello stabile, quel luogo, il terreno su cui sorge, diventano da quel momento per sempre territorio islamico, luogo di culto islamico. A regola non può essere revocato il diritto di usare quello spazio, perché è diventato, si dice, dar al-Islam, cioè un pezzetto di Islam dovunque sia, in questo caso nel Policlinico D. L'ultima considerazione è quella che ha fatto lei. Si rivendica la laicità delle istituzioni. Nelle scuole si tolgono i presepi a Natale, si tolgono i crocifissi, si protesta se ci sono delle iniziative che hanno a che vedere con la religione cristiana, e poi invece si apre un centro islamico in una università. Quindi è laico lo Stato per escludere il cristianesimo. Per fortuna non tutti la pensano così, però è una tendenza in atto. Per altre religioni invece no, si tratta di inclusione, si tratta di eccetera, di rispetto, e quindi capisco che questa iniziativa lasci perplessi, abbia già provocato delle reazioni e che magari altre ne provocherà. Il ministro Bernini mi sembra che abbia detto, tra l'altro, impegniamoci a migliorare la qualità dei servizi e dell'attività didattica, invece di, non dico perdere tempo, ma alla fine poi diventa una perdita di tempo, perché se sui giornali, se sui mass media, se in Parlamento si discuterà come già si sta facendo di questa questione, si perde tempo rispetto a questioni più concrete, più... Concludo ribadendo quello che ho detto all'inizio. Se ancora si fosse trattato di uno spazio, i musulmani lo chiamano, aspetti se me lo ricordo, musala, è l'equivalente di una cappella. Ecco, se ancora si fosse trattato solo di quello, si poteva accettare, e anche se si può dire che ci sono altre priorità, ma trasformare in un luogo di culto vero e proprio questo spazio, non ce n'era neanche il motivo. Ribadisco, a Catanzaro non so quante moschee ci siano, ma ci sono. Dove abito io, che è un paese di 20.000 abitanti, ce ne sono 2 di moschee, figuriamoci. No, ma vorrei dire anche un'altra cosa. Oggi è il 30 di ottobre e sì? Tra poco avremo le solite polemiche, Halloween, Halloween e Sì. così via, e vabbè. Dopodiché però verrà dicembre e quindi magari ci sarà qualche malcapitato vescovo in qualche provincia italiana che oserà andare. Io penso per esempio a uno come Monsignor Antonio Suetta, il vescovo di Ventimiglia Sanremo, Sì. che è uno che ha le idee molto chiare in tema di religione. Qualcuno lo definirebbe un conservatore, io lo reputo una persona seria. Ecco, supponiamo che Monsignor Suetta il 10 di dicembre decida di andare a fare una benedizione natalizia in un liceo a Sanremo, a Ventimiglia. Dopo che succede? Dopo dovremo sentire l'ingerenza dei preti che vanno a fare proselitismo, la scuola è laica qua e là. Cioè, con che faccia seria
si può continuare a sostenere una roba del genere quando addirittura all'Università di Torino, per esempio, abbiamo visto niente po' di meno che un imam andare a predicare durante la guerra dei 12 giorni, a esprimere la posizione su Israele e sulla Palestina. Cioè, dov'è il senso della laicità in questa storia? Professoressa. Non solo il senso della laicità, ma c'è dell'altro, perché io da tempo rifletto su questo. Da anni oramai in Italia si dice dobbiamo essere cauti, dobbiamo fare attenzione a mostrare i segni di una religione, quando ormai nelle scuole, parliamo delle scuole, ci sono tanti bambini che non sono cristiani. Quindi per rispettarli, per non offenderli, per non turbarli, perché non ci siano dei problemi con le loro famiglie. Io mi sono sempre più invece mi sono andata convincendo che non sia tanto questo, in realtà è un attacco al cristianesimo. Si fa questo in spregio della religione cristiana, in attacco alla religione cristiana e ai cristiani, perché sappiamo tutti, tra l'altro, che è documentato ormai nel corso degli anni, che a sollevare la questione del presepio e e dei canti di Natale, dove si parla di Gesù, e da riscrivere per appunto cancellare, sono stati degli insegnanti, ma di famiglie musulmane o di altre religioni che abbiano chiesto di essere ricevute dai presidi per chiedere che non si facessero gli alberi di Natale, i presepi, eccetera, non ce n'è traccia fino a un certo punto. E quindi io penso, ne sono sempre più convinta, è un attacco alla religione cristiana, più o meno consapevole, ma è quello. Se no non si spiega appunto queste doppie misure diverse per cui si accetta l'Islam nelle università, nelle scuole, e non invece il crocefisso e i simboli cristiani. Infatti, e però non si capisce che un gesto del genere in realtà dà spazio anche a un Islam che non ha intenzione di convivere, diciamo così, pacificamente col cristianesimo. Eh sì, certo, c'è l'Islam che è in grado di farlo e lo fa in tante parti del mondo, compresa la nostra, e c'è l'Islam invece che non è intollerante, e l'Islam ed è la fede islamica di chi è convinto ed è convinto perché lo dice il Corano, ed è convinto perché l'esempio viene da il Corano e la parola di Dio increata, è convinto perché lo ha fatto per primo Maometto, che è infallibile essendo l'ultimo dei profeti, e cioè che essere un buon musulmano, per essere un buon musulmano non basta rispettare le prescrizioni della Sharia, della legge coranica il più rigorosamente possibile, bisogna anche fare due altre cose. Uno, imporre agli altri fedeli musulmani di fare altrettanto, quindi vigilare se lo fanno o no, e nel caso costringerli. E convertire, sottomettere, la parola giusta è sottomettere, e contribuire a sottomettere tutta l'umanità all'Islam, ad Allah, con le buone o con le cattive, ed è il jihad, la guerra santa, che lì mi fermo perché sappiamo tutti che cos'è e che cosa implica. Ecco, a maggior ragione nel momento in cui, tra l'altro, non esistono delle norme e non esiste ancora un'intesa, per esempio, con l'Islam, questo perché non ci può essere. Non è monolitico in realtà. Infatti, non può esserci perché non c'è i musulmani, che tra l'altro provengono da decine di paesi diversi e sono diversi tra di loro.
etnicamente, per cultura, al di là Sì. dell'Islam che li unisce, non hanno non hanno un vertice, non hanno un unico rappresentante, non si riconoscono in un unico rappresentante. Quindi i tentativi sono stati fatti nel corso degli anni, ma sono falliti perché gli islamici italiani non sono arrivati a un'intesa su questo. E quindi non si possono prendere degli accordi tra lo Stato e l'Islam se non ha dei rappresentanti riconosciuti, accettati. Ecco, in tutto questo faccio una piccola nota a margine, sempre dalla Verità, pagina 14. Nello spazio superiore a questo pezzo che vi abbiamo detto della collega Eleonora Paone, ce n'è un'altra firma della collega Alessia Pedrielli, e tra le varie cose si legge che qualche giorno fa la Chiesa di Milano ha pubblicato un vademecum dal titolo L'oratorio come luogo di incontro interreligioso. Il documento prende atto che numerose famiglie islamiche lasciano i loro figli in oratorio e, rivolgendosi alle parrocchie, aggiunge un fondamentale precetto: accettare i musulmani nel ruolo di animatori, evitando di obbligarli a partecipare a momenti propri della tradizione cristiana. Quindi non l'ho capito, in pratica gli oratori sono dei parcheggi dove evidentemente quando si parla di Natale, di Pasqua, di Cristo e della Madonna, i musulmani vanno a fare altro e magari vanno a parlare di Maometto, cioè facciamo una madrassa già pronta grazie all'arcivescovo Delpini. Non ho capito, lo vorrei capire anche da parte di Monsignor Delpini, quale sarebbe il senso di questa decisione. A me sembrano solo i frutti del bergogliismo che, ahimè, ci lascia questa eredità. Sono d'accordo, anche io vorrei capire che cosa si intende poi in concreto e perché. Perché di nuovo l'oratorio è un luogo preciso con delle finalità e trasformarlo. Siamo in un momento difficile, secondo me. Io non sono la persona più titolata a parlare di queste cose, se non come cittadino e come cristiana, però è davvero difficile capire il senso e anche immaginare che questo serva veramente a creare inclusione, integrazione e a migliorare i rapporti con le persone straniere, le persone di un'altra religione. Non sono convinta che questo sia il modo. Infatti. Senta, dica. No, è quasi come voler cancellare le differenze, perché se si è differenti non si può convivere. Non è vero, si può convivere, almeno ci sono ovviamente dei limiti, ma nelle differenze. Ma cioè, da un lato si parla della ricchezza che deriva dalle diversità, dalle differenze e dall'altro però mi scuso, Prego. i residui di un'influenza. Dall'altro però si propongono delle iniziative che non vanno in quella direzione e anzi e poi finiscono sempre per davvero pian piano, spero di sbagliare, ma di sottomettere in effetti ad altre culture, ad altre religioni le nostre. Non le pare? Pare come anche a me, e francamente resto abbastanza perplesso. È significativo peraltro che questo Papa, io in tutto questo tempo non l'ho sentito né parlare né fare gesti verso l'Islam, cosa che invece Bergoglio faceva ogni 2x3. Di continuo. E siccome è Roma quella che dà l'esempio, forse bisognerebbe ogni tanto stare a guardare a quell'uomo vestito di bianco che fa il pontefice in Vaticano. Professoressa, senta, a parte questo, lei stamattina ha pubblicato un interessante pezzo che, le dico la verità, ho trovato molto inquietante sulla Nuova Bussola Quotidiana. Cioè, gli albini in molte nazioni dell'Africa orientale sono considerati una maledizione per la loro famiglia, ma i pezzi del loro corpo sono usati per farne amuleti portafortuna. Perciò sotto elezioni come in quelle in Tanzania di fine ottobre vanno a ruba. Mi faccia capire, cioè l'italiano che vuole immunizzarsi dalla sfiga, magari perché si è candidato alle elezioni, compra un bel cornetto rosso.
o se lo va a comprare a San Gregorio Armeno a Napoli, che quella è la patria mondiale dei cornetti rossi. E qua invece ammazzano gli albini. Gli albini. Gli amuleti e le pozioni fatte con corpi umani, non soltanto di albini, nella tradizione di molti paesi africani, di molte etnie africane, sono potenti e quindi ricercati. Si usano organi di esseri umani per realizzare degli amuleti che diano successo negli affari, nella politica, nell'amore, le solite richieste che si fanno quando si ricorre alla magia, alla stregoneria. Gli albini, per la loro diversità, ha ragione, è vero, sono un problema grosso per se stessi e per le loro famiglie, perché vengono emarginati, trattati male, ma proprio questa loro diversità fa che con i loro organi si possano realizzare gli amuleti più potenti di tutti, e quindi molto costosi, costosissimi, e quindi chi, per esempio, come adesso è successo in Tanzania, aspira a una carica politica importante, fa ricorso anche a questo per avere successo. E quindi da anni, da decenni, in Tanzania, non soltanto in Tanzania, ma in Tanzania in particolare, nei mesi precedenti le elezioni, i mesi precedenti le elezioni sono i mesi più pericolosi per gli albini, perché è più probabile che vengano rapiti o venduti dai familiari, perché ce n'è molta richiesta. Un anno, non mi ricordo, nel 2008, alle elezioni del 2008, nei mesi precedenti, ma per 7-8 mesi, il governo aveva proibito ai guaritori tradizionali di esercitare, riuscendoci solo in parte, proprio per diminuire il rischio che degli albini subissero questa terribile sorte che consiste nel fatto che, come dicevo, vengono rapiti su commissione di uno stregone, possono essere venduti dalle famiglie, succede purtroppo anche questo, dopodiché chi li rapisce o li uccide misericordiosamente e poi prende gli organi che servono, ma succede anche che intervengano da vivi, mentre i bambini, i ragazzi, le persone sono bambini, adulti, chiunque, sono ancora vivi, si proceda a tagliare, che ne so, le orecchie, le dita, le braccia o altre parti del corpo, e poi letteralmente si getti via quello che non serve, cioè una persona sanguinante e dolorante ma ancora viva, e qualche volta, se soccorsi subito, se l'amputazione non è molto grave, allora sopravvivono con, quindi, oltre al marchio di albini che già rende difficilissima la loro vita, quello ulteriore di aver subito delle amputazioni anche gravi, delle menomazioni. Sì, è uno degli aspetti di cui poco si parla, ma che invece fanno parte della vita quotidiana di milioni e milioni di persone in Africa, sia come vittime, sia come la credenza nella stregoneria è ancora molto diffusa nel continente africano, e una delle conseguenze è questa. Come dicevo prima, gli albini sono particolarmente ambiti e si parla di migliaia di dollari. Qualche anno fa si riteneva che, perché c'è un mercato transnazionale
degli organi degli albini, si riteneva che per un corpo intero il prezzo potesse aggirarsi intorno ai 60-70 mila dollari e i singoli pezzi, che ne so, un occhio, un braccio, anche oltre i 1.000 dollari, anche 2.000 dollari. Ne consegue che, come dicevo prima, il prezzo di un amuleto realizzato con organi di albini è molto elevato e difatti lo acquistano non persone povere ma persone con notevoli mezzi finanziari. D'altra parte l'obiettivo è quello di una carica in Parlamento, un ministero o comunque altre cariche politiche importanti e sono persone già agiate quelle che concorrono a queste cariche, anche perché spesso in Africa per poter concorrere a certe cariche, presidente, Parlamento, bisogna depositare una certa cifra, anche grossa, quindi e questo è uno degli aspetti di cui si parla poco e che però appunto per capire la vita politica e chi sono i leader politici, la classe politica e non solo africana, bisogna anche conoscere questi aspetti. Ma come mai non si riesce a fermare una cosa del genere in pieno 2025? Cioè, qua parliamo di andare su Marte, l'intelligenza artificiale, e questi ammazzano uno perché è albino, perché il braccio gli serve come portafortuna. O dissotterrano dei cadaveri appena anche questo succede. Se ci fermiamo al Tanzania, ma non è l'unico paese, dei tentativi si sono fatti nel corso dei decenni. Per esempio nel 2008, già citato, l'allora Presidente della Repubblica aveva, violando la Costituzione che prevede che i parlamentari vengano eletti, però proprio per dare un esempio, aveva nominato non so se era in violazione della Costituzione, di sicuro della consuetudine, aveva nominato un albino parlamentare e alla tornata successiva un albino aveva vinto, si era candidato, aveva vinto le elezioni. Anche in Malawi è successo, però sono credenze radicate, profondamente radicate, e non è facile contrastarle, soprattutto se non si ammette che esistano. Io ricordo, parliamo di papi, Papa Benedetto XVI, ecco, lui in più di un'occasione pubblicamente, sia nei 2 viaggi che ha fatto in Africa, sia poi negli incontri con le delegazioni africane in Vaticano, ha detto più di una volta che le piaghe del continente africano sono il tribalismo, la corruzione e la credenza nella stregoneria. Non è piaciuto, non è piaciuto mai, e se ne è parlato poco. Quando se ne è parlato, non dico deplorando la cosa, ma insomma con una certa con un certo imbarazzo, eppure aveva ragione e continua ad avere ragione. Il tribalismo continua a essere una piaga e lo vediamo tutti i giorni, la corruzione anche. Tra l'altro in Tanzania in questo momento ci sono dei grossi disordini perché il presidente in carica, tanto per essere sicuro di essere rieletto, è una donna, nell'ultimo anno ha fatto arrestare, ha fatto sparire, ne sono anche morti parecchi dei dissidenti e negli ultimi si è votato ieri, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ha fatto sì che i 2 partiti all'opposizione, quelli forti, non potessero partecipare alle elezioni. Questo per essere. E in questo momento ci sono dei morti, forse già una ventina di morti in Tanzania perché la gente si ribella. Stesso discorso con il Camerun.
dove lì i morti sono ormai decine e decine, perché il Presidente della Repubblica ha partecipato per l'8ª volta, si è candidato per l'8ª volta alle elezioni e ha il potere da 43 anni e Sì. ne ha 92 di anni. In Madagascar, questo qualche settimana fa, ma è sempre notizia di pochi giorni fa, lì ci sono le proteste contro il governo, esplicitamente denunciando la corruzione e il malgoverno come la causa di tutti i problemi di un paese che, pensi, rispetto agli anni 60 ha visto il reddito, il prodotto interno lordo diminuire del 40%. Mamma mia. Il giorno dal giorno dell'indipendenza 1960 a oggi il reddito del paese, la ricchezza del paese è diminuita del 40% e i militari ne hanno approfittato per fare un colpo di Stato e questi sono esempi di come la corruzione sia una piaga del continente e in Camerun soprattutto il tribalismo, perché è un paese molto diviso anche da questi punti di vista. E se torniamo alla stregoneria, gli aspetti più spaventosi sono questi, i sacrifici umani, e poi ci sono anche altri aspetti. Lei diceva com'è possibile che continuino queste pratiche. L'Uganda solo nel 2023, no, anzi nel 2022 ha proibito i sacrifici umani e ha varato una legge specifica per sanzionare e quindi chi pratica sacrifici umani in questo senso, non solo chi uccide ma anche chi commissiona l'omicidio di qualcuno per trarne profitto, quindi lo stregone, chi rapisce, torniamo agli albini, un bambino albino, spesso sono bambini che vengono rapiti, chi confeziona gli amuleti, ma anche chi commissiona l'amuleto e lo va a comprare. Comunque ha ragione, 2022 e in Uganda c'è bisogno di una legge che proibisca i sacrifici umani. Professoressa, senta, il tempo stringe, però io le volevo chiedere un'ultima cosa. So che sta per mettersi a scrivere di un tema altrettanto delicato, del quale se ne parla solo una volta l'anno, chissà perché. Ce lo dice qual è? Perché mi dice solo una volta all'anno? Le mutilazioni femminili. No, è da qualche anno che se ne parla poco, sì. Voglio occuparmi di questo perché l'ultimo rapporto sulla situazione in Italia era del 2018, mi pare. Invece è uscito un nuovo rapporto che aggiorna lo stato di questa istituzione in Italia e quindi voglio riparlarne con dei dati concreti a disposizione. Quello delle mutilazioni genitali femminili è un argomento delicatissimo in sé e difficilissimo da trattare perché, di nuovo, come la stregoneria, anche le mutilazioni genitali femminili sono un'istituzione radicata, profondamente radicata, e chi le pratica ha difficoltà per una serie di motivi. Il tempo stringe, quindi se mi darà l'opportunità di parlarne in seguito lo farò ben volentieri. Allora io la aspetto, questo è un invito. Volentieri, grazie. È veramente difficile abbandonare questa istituzione, perché è legata ad altre istituzioni. Le faccio solo un esempio: una donna che non ha subito il tipo di mutilazione prescritto dalla sua etnia, è difficile, se non impossibile, che trovi marito e quindi che abbia una vita normale, integrata nella sua comunità, nella sua società, ma soprattutto laddove il matrimonio comporta il pagamento del
prezzo della sposa, e cioè l'uomo che vuole prendere moglie deve compensare la famiglia della ragazza che vuole sposare con un importo di denaro che viene concordato tra lui e la famiglia. Ecco, una donna che non è stata mutilata in quei contesti è praticamente impossibile che qualcuno la voglia sposare, proprio perché non è... che succede anche in Italia, e questo è l'aspetto che ci deve interessare, perché ovviamente non deve succedere, ma anche perché in Italia una ragazza non mutilata può trovare un marito e quindi questo dovrebbe favorire da parte della sua famiglia la decisione di abbandonare questa istituzione. Però non succede abbastanza. Ci sono in effetti delle famiglie che rinunciano a mutilare le figlie, ci sono delle famiglie che non rinunciano, addirittura approfittano delle vacanze estive, anche solo di quelle natalizie, per portare le figlie nel paese d'origine perché vengano mutilate, oppure ricorrono, perché questo succede in Italia e anche in altri paesi europei, ricorrono a dei medici o di origine africana o di medici che hanno comunque imparato come si fanno queste mutilazioni, e lo fanno clandestinamente perché dal 2006 in Italia esiste una legge che sanziona e sanziona seriamente questa istituzione. Però ne parliamo un'altra volta nel bene. se crede. Allora ci ritroveremo presto, professoressa. Intanto grazie e buon lavoro. Grazie a lei e grazie a voi tutti e buon lavoro a voi. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come urriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Grazie, alle 19 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione di In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi. Saluto l'avvocato De Filippi e saluto la nostra gradita ospite di questa sera, l'onorevole Laura Cavandoli, che torna ancora una volta a Zoom. Buonasera Laura, buonasera avvocato. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, intanto io mi scuso con voi perché siamo andati un poco lunghi e non si fa fare anticamera agli ospiti né ai co-conduttori, per cui cominciamo subito. Prima di passare però al tema principe della serata, la rottamazione quinquies, vorrei chiedere a entrambi una battuta su questa approvazione della riforma della giustizia che oggi è giunta alla sua consacrazione come legge costituzionale, che poi sarà sottoposta a referendum. Marina Berlusconi dice una vittoria di Berlusconi. A me sembra che sia una vittoria di tutti i cittadini. Voi che ne pensate? Laura, prego. Vado io? Sì. Diciamo che questa è una grande vittoria per i cittadini del governo di centrodestra, perché comunque ci sono voluti, devo dire, a 27 anni, insomma quasi 30 anni dalla riforma della codice di procedura penale, e insomma e tante battaglie e tanti scontri, perché non era così scontata questa vittoria, diciamo, del Parlamento, perché modificare la Costituzione è un impegno che ha preso il governo, ma che il Parlamento ha portato avanti nelle 4 letture, 2 alla Camera e 2 al Senato, secondo il procedimento di revisione costituzionale della 138 della Costituzione.
e si dà più forza ai cittadini, si dà più forza però, e io credo anche più valore alla giustizia. La giustizia è quella vera, si avranno meno dubbi su quello che sono le decisioni dei giudici. Finalmente ci sarà, io credo, un grande passo in avanti per una giustizia più equa e una giustizia che io credo migliorerà anche nel sentiment collettivo. Questo è sicuramente un passo in avanti. La cosa bella, credo che ci sono state molte voci, che liberamente, anche se appartenenti a partiti della sinistra, appartenenti che ora stanno a persone che a gruppi politici che ora sono all'opposizione, però hanno detto che è una partita di civiltà giuridica, di civiltà sociale. Ecco, questo credo che sia la testimonianza che questa è una battaglia giusta. E per cui ci aspettiamo che non ci siano strumentalizzazioni. Io sicuramente questa opposizione che non ha argomenti, che non sa veramente più a cosa attaccarsi, chiederà il referendum confermativo, purtroppo. E la prossima primavera voteremo io credo per il sì, cioè faremo una campagna referendaria che ovviamente difenderà questa modifica costituzionale. Fa questa cosa, insomma, fa un po' impressione perché effettivamente, insomma, credo che ragionando con onestà intellettuale si potrebbe evitare anche questo referendum. Questo lo dico proprio con la sincerità di un avvocato, di un laureato in legge, perché comunque sia non portare avanti l'opposizione a questa che era comunque il completamento della riforma del codice di procedura penale avvenuto più di 30 anni fa, credo che insomma sia assolutamente pretestuoso. Ecco, siccome io sto parlando con due persone che hanno conosciuto e conoscono che cosa significa entrare nei palazzi di giustizia, che cosa significa quando arriva il giudice e ci sono tutti i faldoni da discutere quel giorno uno sull'altro e bisogna pescarlo, trovare le carte, i ciceroni e tutto il resto, e certe volte certi tribunali sembrano un suc medio orientale, capite bene che stanno parlando due operatori del settore che hanno ampia esperienza per dire queste cose. Avvocato De Filippi, telegramma su questa riforma? Ecco, intanto saluto l'onorevole Laura che, come dicevi tu, Antonino, è già la seconda volta che viene in trasmissione, quindi siamo contenti di ospitarla. Sì. Io volevo dire semplicemente alla tua domanda che se è vero che questo è un importante traguardo, non è il traguardo finale. C'è chi sostiene, però è importante come traguardo sicuramente, e va passato, forse bisogna andare oltre, nel senso di arrivare addirittura a pensare, questa è la cosa più, diciamo, utopistica, ma neanche tanto, che i PM non devono essere magistrati. Cioè questo perché? Perché la parità di armi tra accusa e difesa del processo penale è messa in dubbio dal fatto che una delle parti, che il pubblico ministero, la pubblica accusa, utilizza le guarentigie, cioè un magistrato, quindi sostanzialmente ha tutte le guarentigie del caso. Quindi non può un avvocato privato essere pari ad un magistrato a difendere il suo cliente. Chiaramente il passo in avanti che il centrodestra ha ottenuto oggi è importantissimo perché porta a maggiori garanzie per la difesa, perché è ovvio che se ci si può scavallare da PM a giudice e viceversa, a parte le competenze, questa distanza tra il giudice e tutte le altre parti, compreso il pubblico ministero, viene meno. Quindi la pubblica accusa deve stare molto lontana dal giudice, non deve essere parente, amica, conoscente, ex giudice, ma deve essere un avvocato di Stato. Ecco, l'avvocato di Stato dovrebbe fare sia la parte civile, come sta facendo adesso, cioè le cause civili, volevo dire, sia la parte civile del processo, cioè sia il PM nel processo penale. Allora, questo potrebbe essere un'utopistica conclusione, cioè che i PM escano dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ne hanno un secondo rispetto a quello dei giudici, e tornino a fare gli avvocati di Stato. E a quel punto l'avvocato finalmente non si troverà in soggezione davanti alla controparte che è un magistrato.
Ecco, Per io ultima faccio cosa solo una dicevo questo, battuta. che Berlusconi sicuramente voleva questo, ma indubbiamente Berlusconi ha voluto tante cose, compreso il centrodestra, che è una sua invenzione. Questa è una questione che ovviamente, però ovvio che dalle idee del Cavaliere adesso si passa a parlare di chi è. Fortunatamente siamo ancora in vita e vorremmo vedere una giustizia con maggiori garanzie per i cittadini tutti, quindi mi sembra una riforma per i cittadini. Come dice Laura, ho chiuso perché è lei la protagonista della trasmissione, perché dobbiamo parlare con lei, è che adesso abbiamo una sinistra che sta facendo reazionari, è una sinistra che resiste, e un centrodestra che invece è progressista, quindi si invertono le parti in che senso? Di fare delle riforme, di cambiare le cose, perché la giustizia così non può andare avanti. Ecco, passatemi un'ultima battuta, poi passiamo ovviamente alla rottamazione quinquies. Quando io studiavo per laurearmi c'era una mia vicina di casa, una anziana signora siciliana che chiamava il PM avvocato attaccante, che io credo sia la definizione giusta. Tu dicevi deve fare l'avvocato di Stato, appunto, l'avvocato dell'accusa, quindi un avvocato attaccante. Come vedi è proprio, persino nella saggezza popolare si avvertiva questa esigenza, passami la battuta. Comunque adesso parliamo di questa benedetta rottamazione quinquies. Cosa succederà, onorevole Cavandoli? Beh, intanto abbiamo un testo, ci tengo a dirlo, perché ne abbiamo parlato tanto, si è detto più volte che c'era bisogno di una riapertura delle rottamazioni, c'era bisogno di rivedere, insomma c'è una grande crisi che va affrontata, perché il fisco se no avrebbe paralizzato, ha paralizzato certe imprese, avrebbe molte persone, la problematica a livello pratico è, ahimè, molto diffusa. E si è riusciti a scrivere questo articolo 23 del disegno di legge bilancio, che è stato a tutti i costi, adesso è noto perché è stata depositata al Senato ieri, quindi devo dire abbiamo il testo definitivo, quindi e va quindi a fondare una vera e propria nuova rottamazione, quindi sarà la cosiddetta quinquies, perché ne abbiamo avute 4 precedenti, alcune riaperte, alcune diciamo con aspetti molto, molto diciamo esclusivi. Ecco, questa invece si presenta come una rottamazione completamente diversa. Lo abbiamo detto, abbiamo preso tutto quello che era sbagliato nelle precedenti rottamazioni e abbiamo preso quello che invece era giusto e l'abbiamo sistemato proprio per poter questa volta portare a termine un risultato importante anche per lo Stato, perché si prevede un ingresso di oltre 9 miliardi di euro, quindi soldi che altrimenti andavano a riempire quel magazzino di crediti fiscali che ahimè rischiavano di restare lì non riscossi. C'è la prospettiva che si è presa è quella di fare una rateizzazione lunga, senza sanzioni e senza interessi, quindi si va a pagare fino a 9 anni quello che sono il dovuto. Si parla di una tempistica molto, molto chiara, per cui la richiesta va fatta entro il 30 aprile 2026, c'è la possibilità di pagare tutto, insomma, entro l'estate dell'anno prossimo, oppure di chiedere una rateizzazione. Noi abbiamo pensato di dare un termine massimo, abbiamo detto, di 9 anni, fatto suddiviso in 54 rate, tutte uguali, che sono però bimestrali. In questo modo si va quindi a spalmare in modo molto lungo quello che è il debito fiscale. È prevista un importo, un 4% insomma di aggravio di interessi, in modo che chiaramente si toglie ciò che è successo prima, ma si va a pagare comunque l'interesse dando una premialità a chi riesce a saldare prima o a saldare addirittura tutto entro l'estate dell'anno prossimo, e in questo modo quindi si vuole aprire
a tutti quelli che dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023, questo è il periodo, ha quindi dei carichi sospesi. C'è però un requisito importantissimo che ci fa dire che non è un condono, che ci fa dire che non si vuole premiare gli evasori, perché chiaramente è sbagliato, e ci tengo a dire premiare gli evasori, è sbagliato che ci siano delle opposizioni che ce li rinfacciano dicendo che questo è un condono, semplicemente per il fatto che queste persone, che questi contribuenti hanno presentato la dichiarazione dei redditi, quindi sono perfettamente in regola con le dichiarazioni al fisco, ma non erano in grado di pagare quello che sono le imposte dovute. Quindi vengono così comprese nella possibilità di rimettersi, diciamo, nella situazione giusta, e in questo modo vanno avanti. Sono escluse quelli che stanno già pagando nella rottamazione quater e quelli che anche a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi hanno un accertamento e quindi sono in una procedura, diciamo, di accertamento e quindi di vedere quello che di verificare quello che sta succedendo. Questa è la situazione. L'importanza di questa rottamazione è proprio sta nel lato pratico. Chi richiede la rottamazione quinques ha una sospensione delle misure esecutive. Questo è importante perché il debitore di fatto non avrà fermi amministrativi, non avrà ipoteche giudiziali, non avrà nuove procedure esecutive, non andranno avanti quelle eventualmente già promosse, e soprattutto potrà lavorare in pratica, gli potrà essere comunque rilasciato il cosiddetto DURC, il documento unico di regolarità contributiva, che permette di lavorare anche con la pubblica amministrazione. Questo è un aspetto molto positivo, perché le imprese che comunque sia sanno che possono saldare quella che è la loro posizione tributaria, possono continuare a lavorare, anche perché chiaramente se queste persone, se queste imprese non lavorano, non portano a casa i soldi che gli permettono anche di saldare la rottamazione. Quindi è una piccola rivoluzione. Abbiamo fatto veramente fatica dal punto di vista, diciamo, dei saldi contabili, trovare le risorse a copertura. Abbiamo cambiato anche un po' quello che era il paradigma che il governo aveva davanti, perché con il concordato preventivo il viceministro Leo aveva visto in questa la via d'uscita per chi insomma doveva sistemare, diciamo, le varie pendenze tributarie, che però ha avuto un successo veramente minimo. Quindi questa probabilmente è la soluzione che gli italiani si aspettavano, e poi vediamo se riusciamo ad ampliare qualche paletto, qualche requisito che forse è un po' troppo stringente. Insomma, all'esame del Senato sicuramente si aprirà un dibattito importante. Quindi, riassumendo, cara onorevole Laura, volevo dire questo: premesso che è un grande successo della Lega e anche dell'onorevole Gusmeroli, che porta la firma, e anche del Garavaglia, mi sembra, no? Però sostanzialmente questi paletti che tu dicevi, se possiamo darci del tuo ovviamente, questi paletti che tu dicevi possono essere un po' smussati, nel senso che, premesso che si applica a tutte le cartelle, quindi fondamentalmente benissimo, fino al 23 si auspicava il 24, 32-24, pazienza. Però dicevo, per gli accertamenti non sono sempre determinati dal fatto che uno è un evasore. A volte ci sono accertamenti induttivi a tavolino che sono tremendi, perché ovviamente è difficile ricostruire, insomma,
Vedi possibilità di riapertura per quanto riguarda gli accertamenti? Perché questo ci viene chiesto da tanti radioascoltatori e da tanti cittadini che ovviamente hanno degli accertamenti molto pesanti con sanzioni molto molto pesanti fino al 360%. Allora, io ringrazio sempre l'avvocato De Filippi che ha sempre un taglio pratico e concreto. Allora, sì, io credo che in effetti il fatto che siano presenti accertamenti a fronte di una denuncia dei redditi presentata, non dico che possa succedere più o meno sempre, però è assolutamente frequente, quindi ci stiamo ragionando. C'è da capire intanto come funzionerà dal punto di vista numerico, perché la ragioneria sappiamo che questa è una misura che costa allo Stato, tengo a dirlo, per cui servono delle coperture. Vanno verificati quelli che sono, diciamo, accertamenti più o meno fondati, perché poi effettivamente magari ci sono solo delle inesattezze formali che vengono appunto individuate, che non sono state sanate. Ecco, anche questo sulle inesattezze formali noi abbiamo fatto una grandissima battaglia perché si potessero, insomma, sanare in qualunque tempo. Ci stiamo ragionando anche per evitare che effettivamente chi ha un accertamento ma lo riesce a superare possa comunque poter chiedere questa rottamazione quinquies, proprio perché la dichiarazione c'è stata e lì si va a vedere come si può pagare il debito tributario non saldato. Quindi sì, secondo me la chance c'è, non so però dire, perché questo varia molto in base alla casistica, cioè ai numeri che la Ragioneria e l'Agenzia delle Entrate con la Ragioneria dello Stato deve verificare, però credo che sia uno di quei momenti su cui una riflessione sicuramente il Senato dovrà fare. Molto bene, perché, cara onorevole, nel momento in cui ci sono accertamenti che non implicano il penale, le false fatture, cioè reati penali e quant'altro, ma sono accertamenti che creano però difficoltà alle imprese notevoli, l'intervento della Lega che ha fatto così tanto per i cittadini già con l'ottenimento, mi sembra più o meno da sola, della rottamazione quinquies, indubbiamente andrebbe a completare rispetto a quelle che sono la ter, la quater, la bis, la prima, che contemplavano tutte anche gli accertamenti, ovviamente dove non c'era reati penali, eccetera, eccetera, questo è indubbiamente. Però quindi dai speranza a chi ovviamente ha degli accertamenti, anche di dire il Senato o il Parlamento ovviamente può cambiare un po' le cose anche su questa tematica. Ma io ci tengo sempre a sottolineare il ruolo centrale del Parlamento, perché ricordiamoci che la legge bilancio è vero che parte da un disegno di legge di origine governativa, però il Parlamento comunque, e questo ce lo ha anche confermato, devo dire, il Ministro Giorgetti, è sovrano nell'individuare quelle che possono essere le soluzioni migliori. È chiaro che, come ho detto, c'è tutta quella parte, ahimè, che riguarda la copertura, quindi effettivamente si dice copertura perché la coperta è corta in questa legge bilancio. Io lo dico sempre, è una legge bilancio che è molto a dieta ed è una legge bilancio che ha due gemelli, perché se questa legge bilancio insomma impiega circa 18 miliardi e 8, ecco, i due gemelli sono i 39 miliardi che per il 2026 stiamo investendo per coprire appunto il costo del super bonus 110%, quindi effettivamente le risorse non sono così abbondanti, ma vanno ben spese, quindi questa è l'occasione proprio per dare una risposta ai cittadini che non sono stati in grado di pagare, ma non sono degli evasori. Hanno dichiarato tutto, hanno fatto le dichiarazioni dei redditi e vengono messi nella possibilità di poter continuare a lavorare, pagando con calma, perché 9 anni sono veramente tanti, ma pagando tutto il debito residuo. Questo credo che sia assolutamente un'opportunità che non va a togliere a chi ha pagato puntualmente l'idea di dire bene, allora comunque sia questo non è un condono perché
queste persone ora possono a loro volta pagare le tasse e non devono smettere di lavorare. Parlando, diciamo, in soldoni, non devono lavorare in nero. Cioè noi in questo modo riusciamo a mantenere alta l'attività lavorativa di queste persone, a mantenere la possibilità di queste persone di lavorare, di fatturare, teniamo anche alto un po' il PIL. Questo è il messaggio più importante. Ecco, volevo chiedere se posso ancora, Antonino, 2 domande che le faccio in una. Sì, perché abbiamo ancora 4 minuti. Sì, velocissimo. Ritieni che ci possano essere profili di incostituzionalità nell'escludere tout court tutti gli accertamenti in questo modo rispetto alle vecchie rottamazioni che abbiamo detto, e se ci sono degli emendamenti tesi a modificare la legge nella direzione che si auspica di poter contemplare questa almeno parte degli accertamenti nella rottamazione. Ma allora, intanto per gli emendamenti aspettiamo, perché non abbiamo ancora il termine e quindi insomma sicuramente ce ne saranno, perché comunque le richieste ci sono, tu le hai indicate e quindi ci sono. Ma sull'incostituzionalità io credo di no, perché comunque sono norme eccezionali queste e di conseguenza è chiaro che se non corrispondono all'istituto precedente sono comunque norme che vengono fatte nel rispetto di quello che è lo stato del bilancio statale, perché effettivamente quelle che sono le risorse che possono essere impegnate vengono utilizzate come il legislatore ritiene opportuno. Quindi devo dire che si andrà comunque avanti. Certo, e questo lo dico da avvocato, parlando anche con un avvocato, che questo complica un po' anche il lavoro dei professionisti, perché siamo abituati ad avere non solo una normativa che prevede una rottamazione in un certo modo, ma anche una serie di interpretazioni, di circolari applicative che ci hanno aiutato a utilizzare gli istituti precedenti, che qui non sempre potranno essere applicate. Quindi è chiaro che ci vuole, ahimè, per i consulenti, per gli avvocati, per i commercialisti, per i consulenti, un po' più di attenzione, perché comunque ci sarà anche qui probabilmente varie interpretazioni, vari circolari. Allora, io credo che possa ringraziare entrambi per il vostro tempo e soprattutto per la vostra pazienza questa sera. Un'ultima cosa, onorevole Cavandoli, ho visto su Instagram che era in compagnia dell'onorevole Cisinti in un bar. Che è successo a Parma in questo bar? Perché non eravate lì a prendervi il caffè? Anzi, devo dire che eravamo un po' di corsa, ma ci siamo andati, perché diciamo che l'eurodeputata Anna Maria Cisinti è venuta a trovarci a Parma e abbiamo fatto un punto, diciamo, stampa, ma anche un punto di incontro in Piazzale della Pace, dove insomma la situazione è sempre abbastanza traballante. Ma era fresca la notizia di questo barista che lunedì mattina, nell'aprire il suo bar poco prima delle 6, ha dovuto chiedere a uno straniero, una trentenne, che dormiva davanti all'ingresso del bar, davanti alla sala cinesca, di spostarsi, ed è stato mal apostrofato e anche preso a cinghiate da questo soggetto. Ecco. Quindi ci sembrava opportuno e doveroso andare a trovare Vincenzo, che è stato, devo dire, molto gentile nel raccontarci anche il suo timore, perché lui ci ha spiegato che lui è Parma dal 96, lui è di origine campana e non ha mai pensato di trovarsi in queste condizioni in città, nella nostra città, a Parma. E quindi insomma, devo dire, ci ha fatto piacere andarlo a trovare, manifestare a lui la nostra vicinanza. È chiaro che questo significa, capiamo bene, un problema molto grosso. Tanto devo dire che i carabinieri hanno provveduto a individuare la persona e quindi identificarla, quindi devo dire le forze dell'ordine hanno reagito con immediatezza. Ma purtroppo la mia città, Parma, sta diventando, ahimè, spesso teatro di persone che vivono all'addiaccio anche nel centro storico e che purtroppo hanno anche atteggiamenti violenti ingiustificati, proprio anche perché una persona che già si alza al mattino per andare a lavorare, che debba anche rischiare di essere
diciamo, malmenato, insomma, non è degno di un paese civile. Avvocato De Filippi, chiudiamo allora. Ecco, allora volevo dire all'onorevole Laura se ritiene che il diritto alla sicurezza sia sufficiente per i cittadini in Italia, anche alla luce di una legge, di una direttiva europea che pochi conoscono e pochi praticano e pochi ne parlano, compresi i giornali, non noi perché ne parliamo, che è la direttiva 80 del 2004, la direttiva vittime di reati violenti. Cioè chi viene picchiato da un barbone, da uno che non ha fissa dimora, eccetera, deve pagare lo Stato se ci sono delle lesioni, se ci sono degli omicidi, se ci sono delle rapine. Ecco, tutto questo, la domanda all'onorevole Laura è: non ritiene che chi entra in Italia debba avere dei fondi, dei soldi o delle assicurazioni perché non sia lo Stato a dover pagare, cioè tutti noi, per questi reati? Ecco, so che questa è una battaglia dell'avvocato De Filippi e ha perfettamente ragione a portarla avanti, perché è così, dovrebbe essere così in un paese civile, ma purtroppo noi viviamo in un'Unione Europea che puntualmente ci dice che la Corte di Giustizia e la Corte anche dei diritti dell'uomo, che assolutamente queste persone che vengono qua, delinquono, eccetera, devono stare in Italia, devono addirittura prendere quello che era il reddito di cittadinanza e che dobbiamo tenerceli tutti. Quindi il nostro paese sta facendo accordi bilaterali per rimpatriare personaggi che non hanno la possibilità, che sono qua per delinquere e che sono qua illegittimamente. Adesso noi stiamo preparando un emendamento che è stato già presentato alla Camera dei Deputati, il decreto legge sull'immigrazione, proprio con una specie di patente a punti, per cui se tu delinqui e allora non ti do assolutamente la possibilità di stare in Italia, oltre che di non prendere la cittadinanza. Sono messaggi che vanno ben veicolati, emendamenti, testi legislativi che vanno, ahimè, scritti con un'attenzione certosina, perché rischiamo tutte le volte di vederli cassati, se non già nel procedimento legislativo, quindi ancora prima dell'approvazione o ahimè della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma poi invece molto più probabilmente dopo, prima dal giudice nazionale e poi dal giudice comunitario. La direttiva c'è, esiste, è vigente, ma ahimè non dà quella possibilità, non prevede quel passaggio in più per cui se tu vuoi venire in Italia devi avere o un lavoro o la possibilità di mantenerti, che questo chiaramente sarebbe un disincentivo alla delinquenza, ma anche andrebbe a coprire gli eventuali danni che nei comportamenti delittuosi andrebbero quindi a essere risarciti. Benissimo, allora io ringrazio entrambi e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con In attesa di giustizia. Grazie all'onorevole Laura Cavandoli, grazie all'avvocato Claudio De Filippi. Noi ci salutiamo con i Pooh, Pensiero del 1971. Appuntamento domani alle 17:30 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Laura Cavandoli, Claudio De Filippi e Antonino Danna. Buonasera. Grazie a tutti. Riempiti di sole vai nel cielo, cerca la sua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai, che è vero,